Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Ai Giochi del Mediterraneo di Orano in Algeria doppio oro per le staffette azzurre 4%, ma quella che più ci interessa è la femminile perché del quartetto azzurro formato da Irene Siragusa, Esercito, Gloria Hooper, Atletica Brescia e Ioannelli Serrera, Aeronautica, faceva parte anche la nostra Aurora Berton della Libertas Friul Palmanova che ha corso la terza frazione. Le azzurre hanno vinto nettamente in 43-68 davanti alla Francia, 44-63 e a Cipro 45-10. Per la velocista palmarina allenata da Lucia Pierobon è un ritorno ai suoi abituali livelli dopo una prima nera fulminante. Giorgia Bellinazzi dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli si è classificata settima nella finale dei 100 metri con il tempo di 11,71 nella gara vinta dall'egiziana Emida Basant in 11,10. L'atleta di Andrea Fogliato si era guadagnata la finale correndo in batteria in 11,75, terza. Decima posizione infine nel lancio del martello per Nadia Maffo dell'Atletica Malignani Libertas Udine che ha lanciato l'attrezzo a 61,82 metri. Enrico Saccomano, Atletica Malignani Libertas Udine, si migliora ancora e aggiorna a Latina il suo fresco primato regionale del disco, 60 metri esatti, portandolo a 60,51 metri. Sono certo, ha detto il presidente della FIDAL regionale Massimo Di Giorgio, che saprà andare oltre a questa misura, ora che ha rotto la barriera dell'eccellenza con 2 prestazioni oltre i 60 metri in pochi giorni. Il discobolo, allenato da Adriano Cos, sarà in gara nei prossimi giorni a Imola, quindi al meeting di Bruniera e a fine mese al quadrangolare Alpe Adria Athletic Games di Trieste a rappresentare il Friuli Venezia Giulia. Lo splendido polisportivo Aldo Castenetto, tirato a lucido, ha accolto quasi 800 atleti e un pubblico altrettanto numeroso che ha riempito le tribune per l'annuale meeting nazionale perfettamente organizzato dalla nuova polisportiva dilettantistica Libertas Acile della presidente Maria Grazia Gargan. Patrocinata dal Comune di Sacile con il benestare della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della FIDAL, la 19ª edizione del meeting ha spalancato le porte a tutte le categorie federali, dagli esordienti agli assoluti, in un tourbillon di gare che hanno scaldato, anche se non era il caso viste le temperature che sfioravano i 36 gradi centigradi, atleti e spettatori. La logica conseguenza è che la lista dei buoni risultati da segnalare è lunga, a cominciare dai 200 metri dove a vincere è stato Lorenzo Angelini dell'Avis Macerata che si è fermato in un buon 21,29, a precedere la promessa Paolo Messina, Trieste Atletica, in 21,55 e Mame Moussa di Aie, Atletica Pianura Bergamasca, terzo in 21,63. Non male anche la gara rosa, con il successo in 25,96 di Chiara Meneghetti, Vittorio Atletica Treviso. Dalla pista passiamo alle pedane che hanno fornito le prestazioni migliori del pomeriggio. Nel peso dei giganti il carabiniere Lorenzo Del Gatto ha scaraventato l'attrezzo da 7,260 a 18,77 metri. Troppi per l'altro pezzo da 90 Emanuele Cavaliere, Atletica Biotecna, che si è fermato a 14,73 metri. Del Gatto con questa misura ha realizzato la miglior prestazione del meeting. Non è stata da meno nell'asta la cadetta di casa Bianca Frare, nuova Libertas Acile, che ha vinto con 3,25 metri, dove Letizia Paolatto, Libertas San Vitese d'Urigon, è stata degna seconda con 3,5 metri. Nella gara assoluta Matteo Miani, Asindustria Sport Padova, ha valicato i 5 metri. Nel programma del meeting anche una gara a invito di salto in alto junior maschile dove Enrico Cattaruzza, equipe Atletiche Team Pordenone, è salito bene fino a 1,95. Poi 3 tentativi falliti a 2 metri. Per il ragazzo allenato da Claudio Cattaruzza l'obiettivo è solamente rimandato. Nel lungo donne ha vinto l'allieva bicampionessa italiana Mifri Veso, pordenonese di origini congolesi, che gareggia per l'Atletica Bruniera Friuli Intagli.
La saltatrice ha sbrigato la pratica con un normale per lei 5,63 m. Vanta 6,1 m realizzato a fine maggio ai nazionali studenteschi di Pescara che le hanno dato il tricolore. Sugli scuri nel giavellotto il ventenne Michele Fina, Bruniera Friuli Intagli, che si è imposto con 64,41 m davanti al 19enne Marco Bernardi, atletica vicentina, secondo con 63,96 m. Ma qui a destare ammirazione e stupore è stato Carlo Sonego, GS Livenza Sacile, che è ancora primatista italiano assoluto del giavellotto con 84,60 m dal 1999 a Osaka, quando militava nelle Fiamme Gialle, e che quest'anno è tornato in pedana realizzando il primato italiano Master 50 con 66,97 m. Stavolta si è ingimentato con gli assoluti, arrivando quarto con un lancio di 62,23 m. Sentiamo le impressioni di alcuni dei protagonisti delle gare sacilesi. Quella di oggi è stata una gara discreta, mi aspettavo di riuscire a superare i 2 metri come avevo già fatto prima e adesso spero di riuscire a farlo di nuovo verso la prossima settimana gli italiani juniores. Sono allenato da Claudio Cataruzza e mi ha detto che è stata una gara tutto sommato discreta, peccato per i 2 metri che l'ultimo salto potevano starci. Per fine stagione spero di arrivare a saltare 2,8, 2,10 e adesso a luglio ancora il quadrangolare con la Slovenia, il Veneto e l'Emilia che si terrà a Trieste e dopo i campionati regionali della mia categoria. Ho appena vinto la gara dei 200 metri qua nel meeting di Sacile, un bellissimo meeting. Faccio atletica da 14-15 anni e ho vinto un titolo italiano junior e un bronzo ai campionati italiani assoluti di Padova 2 anni fa, miglior risultato un po' della mia carriera, e proprio domenica scorsa ho fatto il mio personale nei 100 metri dopo 10 anni che risaliva al mio ultimo personale, quindi sono molto contento e molto fiducioso e ancora a 30 anni si può andare forte e crederci sempre, insomma. Sono contentissimo della gara di oggi perché comunque col vento contrario 21 e 29 non è assolutamente da buttare via, con il caldo e con tutti i tempi di attesa che ci sono stati, e sono molto contento e concentrati per la prossima gara. Sono contento a metà perché per il vento che c'era e per la corsia non è un bruttissimo risultato. Chiaro che speravo qualcosa di meglio almeno nello stagionale, ma è andata così e ora spero solo di rimettermi in forma il prima possibile per le gare a venire. Oggi sono qui al meeting di Sacile, è stata una discreta gara e era comunque sia un 18,74 che mi lascia soddisfatto, e ho un personale 19,78, però comunque sia non è mai, come misura mi lascia ben soddisfatto, e per i progetti futuri l'anno prossimo punto ai 20 metri. E quest'anno purtroppo mi sono solo avvicinato con 19,65 fatto a Ferrara. Purtroppo sono stato bloccato dal Covid, ho preso questo Covid che mi ha stoppato un pochino e mi ha fatto perdere il flusso comunque sia tecnico, e l'anno prossimo spero di comunque sia fare molto meglio rispetto a quest'anno. Ecco, appena finita la gara del giavellotto abbiamo qui il vincitore. Com'è andata, Michele? È andata, diciamo. Dal riscaldamento mi aspettavo un po' meglio, però diciamo che devo recuperare un paio di mesi di lavoro in cui non ho potuto fare alcun tipo di allenamento, quindi oltre a non aver fatto allenamento ho fatto tutt'altro e mi ha fatto perdere un po' di forma. Gli allenamenti stavano andando bene e adesso dobbiamo solo ricominciare a lanciare meglio. Esattamente. La forma fisica c'è, quindi... Dolori? Dolori a posto, quindi quello è il lato positivo. Vedi? Lei? Vedi, il dolore per esempio per me è un lato che mi tocca particolarmente perché avendo 50 anni, insomma, i dolori si sentono, soprattutto domani andrò a verificare se riuscirò a alzarmi dal letto. Comunque oggi la mia gara è andata bene, ho fatto 62 metri, la miglior prestazione per il Master 50 e sono molto soddisfatto, con l'800 grammi. Sì. Quest'anno non ti sta andando male, diciamo.
Ho ricominciato, ho trovato una maniera per lanciare senza sentire dolore e mi sto anche divertendo. Giusto, l'importante è divertirsi. Esatto, il futuro è nostro. Esatto, speriamo. Esatto. Bisogna. Il gran caldo ha tagliato le gambe ai mezzofondisti che hanno affrontato i 1500 metri con successi di Maurizio Farina, Cus Urbino in 4 minuti 1 secondo e 50 e di Ariana Del Pino, Atletica Buia, 4:49:61. Altri risultati degni di menzione relativamente alle categorie giovanili sono quelli di Anthony Del Pio Luogo, podisti Cordenons nel peso di 2 kg, ragazzi con 15,78 m, di Linda Virgilio Malignani Libertas nel lungo cadette con 5,20 m, di Sofia Benedetta Piovesan, Atletica Ponzano nel giavellotto cadette con 35,77 m, di Miriam Blai, podisti Cordenons nei 1000 cadette in 3 minuti 5 secondi e 42, stimolata da un'ottima Sara Minigutti, Libertas Friul Palmanova, seconda in 3:8:41. Le parole del vice sindaco di Sacile. Sentiamo. È un piacere per l'amministrazione di Sacile ospitare questo meeting di atletica. Per questo ringraziamo sempre naturalmente la Libertas Sacile con il suo presidente Maria Grazia Gargan, che ha saputo organizzare in modo splendido e egregio anche questa bellissima giornata. Il tempo è stato favorevole, mi dicono che ci sono 788 atleti, il che ne fa un'edizione veramente straordinaria. Speriamo che anche in questa sede vi siano dei risultati, dei record. Abbiamo appena sentito in una categoria del salto in alto femminile c'è stato un personale di 3,25 m, quindi questo fa ben sperare. L'augurio a tutti gli atleti è di migliorarsi sempre e per chi c'è quindi in bocca al lupo, per chi non c'è stato speriamo di rivederci il prossimo anno ancora a questa bellissima manifestazione. A ottobre avremo la Mito Marathon e a settembre la Pordenone Pedala. Altri 2 eventi, la Pordenone Pedala non prettamente sportivo ma comunque un'occasione per fare movimento e trovarsi in compagnia. E invece la Mito Marathon, una maratona in piena regola, la maratona del Friuli Venezia Giulia. Dopo 2 anni di stop sono ritornati a Paluzza i campionati regionali FIDAL di corsa in montagna di tutte le categorie. Giulio Simonetti della Gemona Atletica ha vinto in 38,31 la gara di 8 km e 8, precedendo nettamente il paluzzane Michele Sulli, 40 minuti e 40, e Paolo Della Mea, 41,38. Tra le donne è stata l'ammirevole Paola Romanin del team di casa a imporsi su tutte, coprendo i 5 km e mezzo in 30 minuti e 36. Seconda posizione per Marta Pugnetti, Carni Atletica, in 31,46, e bronzo a Irene Palazzi, podisti Cordenons, in 32,1. Nelle categorie junior titoli a Giacomo Tarussio ed Elisa Gortan, Aldo Moro Paluzza, e negli allievi a Francesco Causser, anche lui dell'Aldo Moro. Titoli master, 35 anni, Elisa Rosa, Atletica San Martino, e Giuseppe Della Mea, Aldo Moro. 40 Irene Palazzi, podisti Cordenons, e Paolo Lazzara, Aldo Moro. 45 Paola Romanin e Alex Daneluti, Aldo Moro. 50 Nadia Fedrigo, Montereale, e Paolo Della Mea, Aldo Moro. 55 Paola Grion, Atletica Buia, e Roberto Midena, Aquile Friulane. 60 Fioretta Nadali, Bruniera Friulintagli, e Paolo De Crignis, Carni Atletica. 65 Rosanna Possagno, Atletica Aviano, e Maurizio Pugnetti, Carni Atletica. 70 Flavio Tommasini, Atletica San Martino. 75 Aido Janic, Carnia Atletica. Nella classifica di società la parte del Leone l'ha fatta l'Aldo Moro Paluzza, prima sia tra i maschi che con le donne del settore assoluto, mentre nei master l'Atletica San Martino del presidente Franco Cristofori ha fatto altrettanto, aggiudicandoci 2 titoli in palio. L'evento si è svolto nel ricordo di Graziano De Crignis, mancato nel 2020, e con questa notizia noi concludiamo qui anche la settimanale puntata. Grazie per l'attenzione, arrivederci a lunedì.